adesso in compagnia di Raffaele Padrone, segretario generale provinciale FSP Polizia. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a lei. Continuiamo a parlare di Green Pass, in particolare insomma questa protesta sociale che va avanti da un po' di tempo. Abbiamo visto la manifestazione in piazza 20 settembre, sabato scorso, e ci sono persone che hanno lamentato mancanza di controlli da parte della polizia e comunque una folla così numerosa è anche difficile da tenere sotto controllo. Che cosa ne pensa lei? Beh, quello del controllo, la polizia a Pordenone è quella che è, e a quest'ore fa il pane con la farina che ha, lo dico sempre. Qualsiasi quest'ore sia passato per Pordenone ha trovato questo personale, purtroppo il personale va scemando in provincia di Pordenone, l'ho detto, lo dico, l'ho scritto, quindi assumo tutta la responsabilità di quello che dico. Purtroppo il personale va scemando. Se prima le manifestazioni erano controllate in toto, adesso sono controllate in toto per quanto riguarda l'ambito investigativo. Avere la presenza sul territorio diventa sempre più difficile. Tante volte vengono richiesti anche dei rinforzi che purtroppo non vengono neanche assegnati, perché ci sono manifestazioni più importanti o in città più importanti di quelle di Pordenone. Parliamo comunque di manifestazioni non autorizzate a detta del Ministero dell'Interno, e io credo che il Ministero dell'Interno e il Ministro Lamorgese avrà dei bei grattacapi per quanto riguarda queste manifestazioni, perché con questa storia del Green Pass, che poi ho visto anche imbrattamenti, insomma, se uno è contrario o non è contrario al Green Pass non deve andare certo a ledere quello che è la volontà degli altri, quindi visto che ancora siamo in un paese democratico, questa è la realtà. Il problema è un altro: questi scontri di piazza prima o poi porteranno sicuramente a degli scontri con la polizia, con le forze dell'ordine. Questo mi dispiace, mi dispiacerà trovare dei colleghi feriti, mi dispiacerà trovare magari anche delle persone che si trovano nella manifestazione, che democraticamente vanno lì per dire la sua, la libertà di dire e pensarla come si vuole, ma quando all'interno di queste persone ci sono delle frange politiche che sfruttano, soprattutto in questo momento particolare, siamo in sotto elezioni, sfruttano la possibilità di attaccare lo Stato, di attaccare il governo, attacca la polizia, i carabinieri che sono lì di servizio. Questo mi dà veramente fastidio, perché ripeto, in altre occasioni, quando ci sono queste grandi manifestazioni, ci andiamo di mezzo sempre e solo noi. I feriti si contano da questa parte, perché l'attività di difesa diventa minore per l'attenzione che bisogna portare quando ci sono questi scontri di piazza. Perché poi le immagini, io ho visto in questo periodo, non voglio uscire dal tema del Green Pass come mi chiedeva lei, ma rientra nelle manifestazioni. In questo periodo, visto che c'era qualche anniversario particolare di Genova, hanno continuato a far vedere immagini su quello che erano gli attacchi della polizia, senza far vedere quali erano poi gli attacchi anche dei dimostranti che si sono chiaramente scontrati con le forze dell'ordine e, guarda caso, si sono scontrati in maniera veramente pericolosa. Ricordo che sono stati usati dei particolari oggetti di difesa di queste persone, che poi furono usate anche davanti alla base di Aviano, quindi scudi particolari. Quindi arrivare a una manifestazione con bastoni, caschi, cioè organizzati, significa andare in cerca di andare a fare degli scontri con le forze dell'ordine. La polizia si è difesa, ma guarda caso le immagini erano sempre della polizia che picchiava queste persone. Uso il termine picchiare perché questo è passato, cioè, nessuno dice che non si possa fare una libera democratica manifestazione, libero pensiero. Abbiamo detto prima, il Green Pass, c'è chi lo odia, chi non lo odia. Io da parte mia, come i colleghi, l'abbiamo, o ce la siamo scaricati sulla propria applicazione, ma siamo stati vaccinati tutti quanti, perché lo riteniamo anche un nostro dovere d'ufficio
visto che è l'unica arma che abbiamo per combattere questo virus. Il problema che dicevo, e rientro nella sua domanda, credo che avremo seri problemi, perché lei si metta, io parlavo con i ristoratori, ecco, i ristoratori avranno dei grossi problemi e io sono sicuro che ci saranno problemi, perché il ristoratore che deve controllare, quindi deve mettere una persona, va bene, a controllare ogni cliente, significa mettere o una guardia giurata o una guardia del corpo a controllare l'entrata o uno della sicurezza, perché se si mette lì il cameriere è finita. Oggi ho visto che c'è un'app che controlla se poi il Green Pass che è presente sul cellulare è anche vero, perché abbiamo già avuto oltre 120 casi di Green Pass contraffatti. Quindi voglio dire, vi immaginate cosa succederà al primo ristoratore? Cosa fa il ristoratore? Poi si accorge che non ha il Green Pass, fa alzare il cliente, arriverà la discussione, arriveranno forse la discussione verbale, l'intervento della polizia. Cioè io già lo vedo sto film, perché è questo, cioè, poi il fatto di avere il Green Pass o non averlo, se uno è vaccinato non gliene frega niente di avere il Green Pass, il problema ce l'ha chi non si è fatto il vaccino per ragioni sue, rispettabile, per ragioni sue non si è fatto il Green Pass, però questo sarà il problema sociale che dovremo combattere a noi delle forze dell'ordine. Io questo ribadisco, ogni volta che c'è un problema all'interno del governo, all'interno della nostra politica, il cuscinetto ammortizzatore di questi scontri saranno le forze dell'ordine, sono ogni volta le forze dell'ordine. Questo mi dà fastidio, perché poi a noi non ci difende nessuno, andiamo a una sanzione disciplinare se ti va bene e se ti va male vai davanti a un'aula di tribunale. È tutto a spese chiaramente del poliziotto che viene colpito. Quindi nessuno poi ti difende perché sei andato a fare l'ordine pubblico e hai difeso l'istituzione. Quindi noi abbiamo bisogno di leggi speciali innanzitutto, che qualcuno che colpisce un poliziotto colpisce lo Stato, qualcuno che colpisce un carabiniere colpisce lo Stato e va punito. Ecco perché noi già un paio di anni fa come Federazione Sindacale di Polizia avevamo detto che queste persone che durante la manifestazione si comportano in questa maniera devono subire lo stesso trattamento per chi viene arrestato per atti di terrorismo nei confronti dello Stato. Questo è. Grazie a Raffaele Padrone come sempre per il suo contributo, ci rivedremo la prossima settimana, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei.